Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti mi è caduto il microfono, per quello avrete visto forse un movimento particolare. Siamo come sempre per la diretta che anticipa il telegiornale delle 13:20 e quest'oggi siamo in compagnia di Lorenzo Acquaviva, che è il direttore artistico di Approdi. Grazie Lorenzo per essere nei nostri studi. Siamo a metà, se così vogliamo dire, di questa iniziativa che è giunta alla 8ª edizione e si concluderà alla fine di questa settimana. Intanto perché Approdi? Beh, Approdi intanto perché la cosa più banale che ti posso rispondere, Umberto, è che siamo in una città di mare, quindi mi piaceva usare un termine marinaresco per un festival. E poi perché si approda idealmente in luoghi diversi ogni sera. Quest'anno abbiamo fatto una piccola eccezione per tutta una serie di motivi, siamo stati ospiti e lo saremo anche questa sera, poi ne parlerò in maniera più diffusa, dei giardini del Museo Sartorio, che è uno dei più belli che abbiamo, secondo me, sì, come spazi, voglio dire, per Ma fare... molti tuoi colleghi mi hanno parlato di quanto sia prezioso come sede. Sì, perché in qualche modo unisce tutte le caratteristiche, sia quelle, diciamo, atte a rappresentare uno spettacolo, sia proprio quelle di piacevolezza, perché c'è fresco, perché c'è un bel giardino molto curato, quindi c'è sia da un punto di vista pratico che da un punto di vista estetico. E quindi, per tornare alla tua domanda, Approdi perché si approda idealmente con spettacoli diversi, con tipologie di spettacoli diversi, in luoghi diversi. Quindi è un festival multidisciplinare e itinerante. Ecco, queste sono le parti fondanti del Festival Approdi. Quando l'avete iniziato, appunto, dicevo, 8 anni fa, immagino che era una cosa completamente differente, insomma è cresciuto, è atteso anche, io lo dico sempre, quando la misura della, diciamo, riuscita di una manifestazione è quando si dice, boh, vabbè, anche insomma nel nostro ambiente, tipo, boh, vabbè, adesso fine giugno, metà fine giugno c'è Approdi, poi c'è Shorts, poi c'è... Diventa un appuntamento questo, in qualche modo, no? Beh, io me lo auguro, devo dire che il festival è cresciuto molto, anche in termini di partecipazione del pubblico. Essendo qui e essendo a metà della navigazione, come giustamente hai ricordato Umberto, voglio fare anche un punto per quello che è stato. Abbiamo fatto un debutto molto bello al Circolo Marina Mercantile, che è un altro di questi posti che noi vogliamo far scoprire alla cittadinanza, con questo omaggio a Chet Baker, con 4 meravigliosi jazzisti. Abbiamo fatto il tutto esaurito, poi avevamo Loredana Cannata, che è stata protagonista in questa città di Un caso di coscienza per alcune stagioni, assieme a Sebastiano Somma, che tra parentesi, l'ho sentito prima, è qui in città a fare, oggi siamo idealmente in qualche modo in competizione anche con pubblici molto diversi, che ha fatto questo spettacolo su Marilyn Monroe, Marilyn Hareworth. Ieri c'è stato l'omaggio a Kafka per i 100 anni dalla sua morte, con La Metamorfosi, un reading con musiche e visual fatto proprio al Giardino del Museo Sartorio, e oggi c'è un appuntamento che è molto atteso, abbiamo quasi esaurito i biglietti, però ci saranno delle possibilità di entrare, perché ci sono anche dei posti in piedi, ci hanno detto, quest'anno hanno fatto una specie di allargamento del luogo. La Stand Up Comedy Night, un concorso a livello nazionale. Che qua non mi è mai chiaro, che cos'è esattamente? Allora, la stand-up è un genere... Cioè, la stand-up, no, questo so, okay. Però tipo il fatto che ci sia un concorso, questo sì. Non... Allora, noi facciamo un concorso a livello nazionale, a cui appunto possono accedere persone sotto i 35 anni. Questo ci viene molto contestato, però torno a ripetere, è un discorso fatto da bando, insomma il bando ci chiede di promuovere i giovani artisti, e è quello che noi cerchiamo di fare, perché qualcuno ha detto ma perché ci escludete? È un discorso che dobbiamo promuovere i giovani, quindi non vi arrabbiate gli ultra 35 anni. C'è 12 minuti a testa, c'è una giuria composta da 3 persone, tra cui ci sarà me, Andro Mercù e Maura Catalan del Teatro Stabile, e poi una giuria popolare. Voteremo e il primo classificato avrà in palio 500 euro. Questo è quindi 12 minuti. Monologhi, satira. 12 minuti in cui il tema era un po' il buoni e cattivi, che è il tema del festival, che come forse molti sapranno, il Festival Approdi si articola ogni anno su un tema. Quest'anno ho scelto il tema dei buoni e dei cattivi, che ritengo di stringente attualità, perché in qualche modo ci viene richiesto un po' a tutti oggigiorno di schierarci tra i buoni e i cattivi, quelli che consideriamo buoni e cattivi. Quindi di 12 minuti monologo,
E poi a giudizio un po' della gente ci sarà un punteggio misto tra giuria e pubblico, verrà proclamato il vincitore. Allora, poi gli appuntamenti successivi sono già venerdì, corretto? Esatto. Facciamo la pausa calcio, come magari noi non siamo molto... Ah già, è vero, domani c'è Domani la gioca la partita. nazionale, quindi abbiamo fatto pausa obbligata. Invece... infatti. Venerdì invece è uno spettacolo molto atteso e che io ho voluto fortemente, perché forse parliamo del cattivo per antonomasia, quel Charles Manson che fu responsabile. Proprio oggi parlavo con un mio amico, lui non fu sul luogo del crimine, arrivò dopo. In realtà gli autori degli assassini furono i suoi adepti, quindi lui in realtà fu più che altro l'ideologo di questo atto criminoso molto famoso che lo stesso Quentin Tarantino racconta nel suo C'era una volta a Hollywood, facendo cambiare il finale, no? Facendo questo escamotage, salvando Sharon Tate e i suoi amici. Quindi ci sarà Fanny Alexander, che è una delle compagnie più importanti nel teatro di ricerca in Italia negli ultimi 30 anni, e Charles Manson, interpretato da Andrea Argentieri, parlerà al pubblico e il pubblico in qualche modo avrà la possibilità di fargli delle domande. Ci saranno delle suggestioni visive, sonore, insomma uno spettacolo immersivo con il protagonista che interagirà direttamente con gli spettatori. E questo però andate alla Sala Bartoli alle 21:15. Sabato invece è un altro spettacolo a cui tengo molto e veramente spero tanto che i nostri telespettatori possano raccogliere questo invito. La Sala Luttazzi, sempre alle 21:15, ci sarà Fragile Show. Fragile Show è uno spettacolo un po' difficile da definire. Andrea Trapani e Francesca Macri, che sono i due componenti di Biancofango, Francesca Macri regista e Andrea Trapani attore, metteranno in scena uno spettacolo che è tratto dal Soccombente di Thomas Bernhard. Come sappiamo, Thomas Bernhard era molto critico, molto acido nei confronti della società, e si immagina questa persona che in qualche modo si mette in competizione con Glenn Gould, il grande pianista canadese, famoso per le sue variazioni Goldberg, e in qualche modo è uno spettacolo che è tragicomico, perché ci sono molte cose in cui veramente si ride, molte altre cose di cui ci si commuove, ed è uno spettacolo che è una specie di clownerie sbagliata, è un personaggio che in qualche modo è un inetto, che vuole far parte della società ma che non riesce, che è sempre in competizione con se stesso, ed è in qualche modo affrontare la parte di noi che forse vogliamo vedere meno, la parte oscura di noi, che certe volte è anche la parte forse più tragica e anche più comica allo stesso modo. Qualche volta quando ci si mette, voglio dire, in competizione con noi stessi. Quindi Biancofango. Chiudiamo invece con una cosa che non può essere diversamente a me molto cara, che è Enigma Roll, il docufilm che Anselma Dell'Olio ha girato l'anno scorso, che mi vede nelle parti ricostruite ad interpretare proprio Gustavo Roll, ed è un docufilm, quindi materiale d'archivio, fotografie, interviste e poi queste parti ricostruite al Giardino al Cinema alle 20 e 21:15. Tra l'altro Gustavo Roll è noto anche per il suo rapporto con Federico Fellini, insomma, no? Era una figura molto particolare. È molto amata proprio da Fellini, sì. E lo inserite fra i buoni o fra i cattivi? Boh, assolutamente fra i buoni. Fra i buoni. Al di là del fatto che Gustavo Roll è stato avversato da tutta una parte scientifica, in primis Piero Angela, che lo andò a trovare, Roll gli fece vedere alcune cose e poi quando se ne andò disse: beh, Gustavo Roll è in qualche modo un buon illusionista ma niente di più. E invece poi Roll disse che lui gli aveva firmato col pensiero i suoi bigliettini da visita, ma questo Piero Angela non lo ha mai confessato. Beh, al di là di che qualcuno si schieri con i negazionisti o con colui che invece credono a Roll, lui ha fatto tantissimo del bene, ha aiutato tante persone, soprattutto del popolo, nonostante lui sia stato un aristocratico, insomma un alto borghese quantomeno, e ha fatto sempre del bene senza guadagnarci mai una lira su questi suoi poteri. Quindi solamente per questo, voglio dire, ci sono tantissime persone che lo ricordano come un benefattore, come qualcuno che ha fatto del bene. Quindi di diritto per me va nei buoni. Tra l'altro, già che ci siamo, mi secca dirlo così perché potrebbe sembrare un'entrata in scivolata. A me io non riesco a farmi piacere i docufilm. Ah, ok.
Questa forma in qualche modo spuria tra il film e il documentario. Non riesco a farmeli piacere, non so perché. Guarda, io penso che come in tutte le cose, anche qui i buoni e i cattivi, il bello e il brutto. Io penso Dipende logicamente da come vengono. Esattamente, è un po' come l'impostazione. L'impostazione che ha dato Anselma è stata ovviamente scoperta di questo personaggio, ci sono tante interviste, quindi posso capire che qualcuno che lo veda forse si può sentire un po' oberato dalle interviste, perché le testimonianze sono veramente tante, quindi è stato difficile anche scegliere quelle più significative, quindi ce ne sono tante. E poi ci sono queste parti ricostruite, ne ricordo una per tutte, l'incontro di Roll con Mussolini, perché Mussolini aveva saputo che Roll aveva questi poteri e lo convocò e gli chiese: ma la guerra come andrà a finire? E Roll gli disse: la guerra sarà perduta. E il Mussolini gli chiese: e al duce cosa succederà? E Roll gli disse: il vostro popolo vi abbandonerà. Non disse in realtà tutta la verità, ne disse metà, ma glielo confessò. Tra l'altro bisogna anche ricordare che Anselma Dell'Olio ultimamente si è specializzata molto in documentari che ricostruiscono le carriere. Mi pare che quello precedente, se non mi sbaglio, Felini degli spiriti, e anche uno dedicato a Marco Ferreri, se non mi sbaglio. Sì, di cui lei è stata assistente alla regia per alcuni film. Sì. Tra l'altro ricordo così, andrà in contemporanea, no, non è nemmeno in contemporanea con voi perché domani sfida la partita, ma mi pare che domani sera alle 20:30 al Museo Revoltella viene recuperato un appuntamento che è saltato con la pioggia. No, è saltato per questioni organizzative con, come si chiama, col Bloomsday. Domani c'è la proiezione della Grande Abbuffata di Marco Ferreri. Qualcuno potrebbe magari approfittare perché insomma Marco Ferreri, il film è straordinario, secondo me Marco Ferreri è uno dei più grandi registi di tutti i tempi, poco popolare, ed è un peccato perché insomma un regista molto antiborghese, molto aggressivo, molto insomma che la cantava senza peli sulla lingua, soprattutto all'epoca, e molto probabilmente proprio per questo sarà sempre il nostro contemporaneo, perché, sono d'accordissimo con te, Umberto. Quindi se qualcuno ha voglia magari confermeremo domani, magari lo diremo anche noi per correttezza. Per i non calciofili però questo. Come? Per i non calciofili, sì. Apro e chiudo, secondo me non hanno fatto i conti con questa cosa, però insomma poi sarebbe bello sarà bello se la gente ci va comunque, insomma, perché allora dunque Enigma Roll chiude appunto. Si chiude idealmente una prima parte del festival. Ce ne sarà una seconda invece in cui riproporremo due degli... uno è un po' una specie di... Qualcuno scherzosamente dice: questa è come la trappola per topi che c'è tra mia costa. Perché torna. Sì, sono 300 repliche che ormai abbiamo fatto del Barone Revoltella, questo spettacolo, e ancora lo continuano a chiedere all'interno della parte baronale del Museo Revoltella. E invece la nuova produzione che è andata in scena l'anno scorso invece è quella su Lionello Stock, Lo spirito di un'epoca, di cui si narra la vita e le vicissitudini di questa vita straordinaria che è stata questa di Lionello Stock, appunto il fondatore dell'omonima distilleria di liquori. Io però volevo fare dei ringraziamenti perché poi questi sono importanti. Il Comune di Trieste che ci ha permesso, ci ha dato i luoghi e ci ha permesso insomma di fare il festival in questi luoghi così belli, poi la Regione Friuli Venezia Giulia che ci dà la maggior parte del contributo, quindi un ringraziamento alla Regione, e poi la Fondazione Casale Foreman che è una fondazione che veramente è straordinaria perché è molto sensibile e riesce a capire e a comprendere il valore della cultura e in qualche modo la sovvenziona e quindi ci dà una grossa mano per questa edizione del festival. Allora, so che non è una domanda intelligente, però aiuta a chiudere sempre gli incontri con gli attori fino a dove puoi sporgerti. Logicamente, progetti in arrivo? Intanto ci sono 2 uscite. Io ho preso parte sia a Libera, questa fiction che è stata ambientata per la maggior parte o quantomeno per buona parte nel Tribunale di Trieste, faccio un collega di Lunetta Savino. Sì, ne abbiamo parlato, ma un annetto fa più o meno, no? Come ho cominciato a girare a settembre dell'anno scorso, quindi più o meno questi sono i tempi della messa in onda, sì, perché c'è una post-produzione, poi c'è sempre una scelta di un periodo che non è mai l'estate, è sempre l'autunno, perché non si vuole rischiare. Sì, questo è vero. E poi ho fatto anche la seconda parte di
di Fiori sopra l'inferno che si chiamano Ninfa Dormiente, dai libri di Ilaria Tutti, che è una nostra corregionale, scrittrice friulana. Sì, come no. E faccio il questore Ambrosini, quindi mi vedrete insomma in queste 2 fiction. Beh, sui progetti futuri ci sono delle cose, ma sono ancora embrionali, che non ne voglio parlare per un discorso di scaramanzia. No, io poi sono più scaramantico di voi, per cui non mi offendo minimamente. Ci capisci? Se uno. Allora, ricordiamo che i prossimi appuntamenti con Approdi sono questa sera alle 21:15 al Museo Sartorio. Sì, venite prima perché i biglietti sono quasi terminati, quindi venite con un largo anticipo. Poi Manson, mi viene sempre a dire Mason, invece è Manson, venerdì 21 giugno in Sala Bartoli, Fragile Show sabato in Sala Luttazzi e al Giardino Pubblico Enigma Roll domenica alle ore 21. Quindi, e poi comunque avete tutto quanto, c'è il sito e quindi si può controllare là. Io ringrazio allora Lorenzo Acquaviva per essere stato con noi, direttore artistico di Approdi, buon lavoro, davvero buona estate. Grazie mille. E noi adesso andiamo in pubblicità, poi il telegiornale delle 13:20. Voi sapete che tra l'altro oggi è il giorno dell'esame di italiano di maturità, i temi riguardavano, mi sembra, Ungaretti e Pirandello. Ancora si fanno questi titoli, perché una volta, voglio dire, non si faceva, fa piacere. Ma perché purtroppo difficilmente si arriva oltre Ungaretti e Pirandello, e questo è un altro discorso, come diceva il barman di Irma la Dolce. Grazie a Lorenzo Acquaviva, ci vediamo tra un poco per il telegiornale delle 13:20. Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre parlando del Silos. Prevediamo ordinanze di sgombero anche per i magazzini del Porto Vecchio, se ancora occupati dai migranti a conclusione dei lavori attualmente in corso. Lo ha detto a Sveglia Trieste l'assessore comunale Everest Bertoli contemporaneamente alla visita al Silos della nostra troupe. Vediamo allora il servizio. In realtà la situazione è molto tranquilla in questo momento, perché fuori ci sono anche comparsi degli avvisi, credo, per informare le stesse persone qua dentro dello sgombero imminente. Comunque sia, la situazione, lo vedete, è delineata come sempre, tende da un lato e dall'altro in fila dove dormono le persone che però adesso fra poco dovranno andare via. Chissà se succederà domani mattina all'alba o venerdì mattina all'alba o magari nelle ore successive. Vedo altri topi, tra l'altro, che stanno sgattaiolando da un lato all'altro della fatiscente struttura. L'operazione di chiusura del silos è ormai questione di ore. Siamo entrati forse per l'ultima volta nella fatiscente struttura con ancora i migranti che dormono all'interno delle tende, e già molti di coloro che vivevano nel silos si sono spostati nei magazzini di proprietà del comune in Porto Vecchio. Ma in merito a questo si è espresso questa mattina a Sveglia Trieste l'assessore al bilancio Everest Bertoli. Del silos, appunto, è l'esempio plastico di quello che non vogliamo che succeda in Porto Vecchio. Per questo abbiamo scelto il partenariato pubblico-privato, perché non possiamo immaginare che un immobile si venda e poi venga venduto e poi rimanga per 20 anni in pieno degrado, perché poi il degrado attira queste cose. Sappiamo benissimo, e lo anticipo già, insomma, che così se qualcuno vuole polemizzare, che i magazzini del Porto Vecchio, non appena verrà approvato il progetto definitivo, dovranno essere sgomberati immediatamente e cominciare l'opera di rigenerazione urbana. Non possiamo assolutamente pensare che diventino appunto il silos 2, 3, 4 e 5, dovranno essere consegnati sgombri, e quindi assolutamente ci saranno delle ordinanze che provvedimento. Tra l'altro in Porto Vecchio ci sono anche dei lavori in corso. Dove in questi momenti? Cioè, dove si sta lavorando in Porto Vecchio? In questo momento si sta lavorando nella fila nel viale tra la prima e la seconda fila di magazzini, insomma, il cosiddetto viale monumentale, che dovrà essere consegnato
i lavori dovranno essere consegnati e terminati entro il 2026 perché sono fondi PNRR. Quei lavori non solo non possono essere bloccati dalla presenza appunto di clandestini, ma soprattutto ovviamente, ma questo lo dico per chiunque, che fosse chiunque sia, non si può accedere a un'area di cantiere perché appunto costituisce pericolo per chi accede in modo non autorizzato in un'area di cantiere. Bene campo sacro per l'alta rotazione, ma servirebbe allestire il punto accoglienza in via Flavio Gioia, ancora su questioni collegate al Silos. Ciò ha rimarcato ieri sera durante l'approfondimento del TG di Tele4 il presidente di ICS Gianfranco Schiavone. Colpisce a Trieste questa incapacità di gestire, diciamo, ciò che è semplice, di gestire una situazione che non si modificherà. Trieste è terminale della rotta balcanica, indipendentemente da lo è e lo rimarrà, e quindi dobbiamo avere un piano per l'accoglienza dei richiedenti asilo e speriamo che comunque per la prima accoglienza, perché poi l'accoglienza diffusa come sappiamo funziona perfettamente, anzi è il fiore all'occhiello della città, ma la prima accoglienza invece è una vera catastrofe. Vediamo se funzionerà. Una cosa certa che sappiamo già non funzionare, perché non c'è nessuna intenzione di aprire un dibattito a Trieste su questo, e qua di nuovo scontiamo una grandissima chiusura mentale, devo dire una grandissima ottusità, e che non si aprirà alcuna struttura per coloro che sono in transito. Coloro che sono in transito sono il 70% delle persone che arrivano a Trieste. È stato individuato pure un posto assolutamente fattibile, come sappiamo, che è l'ex mercato coperto di Via Gioia, ma io non ne faccio una questione di posto, può anche essere un altro, ma questo tema è accantonato. Quindi al momento vedremo se la questione dei richiedenti asilo verrà risolta, ovvero la legge verrà rispettata dopo essere stata disattesa da 2 anni. E già sappiamo che invece l'altra parte invece al momento ci si rifiuta pure di affrontarla. Insomma, il quadro pur vedendo questo piccolo miglioramento tutto da capire, il quadro rimane un quadro di straordinario grigiore, devo dire. Un pluripregiudicato è stato denunciato dalla polizia locale per il furto di un'automobile che aveva incautamente lasciato parcheggiata in divieto di sosta. Da una sanzione per divieto di sosta alla scoperta di un furto d'auto. Il pomeriggio del 3 giugno scorso un agente della polizia locale di Trieste ha notato una Mercedes in divieto di sosta in via del Pollaiuolo e ha lasciato sull'auto il consueto avviso sul parabrezza. La mattina seguente il vice responsabile del distretto, durante il controllo d'ufficio degli accertamenti fatti in strada dal personale, ha scoperto che il veicolo era stato rubato pochi giorni prima e che il furto era stato denunciato ai carabinieri. Immediatamente il funzionario ha inviato una pattuglia di zona in via del Pollaiuolo. La macchina non solo era ancora lì, ma alla guida c'era un uomo di 34 anni di nazionalità serba che è stato subito accompagnato al comando di polizia locale con il supporto del nucleo di polizia giudiziaria allertato dalla sala operativa. La Mercedes rubata è stata presa in custodia. In caserma è poi emerso che l'uomo era un pluripregiudicato. È stato denunciato per riciclaggio e per non aver esibito il permesso di soggiorno. Gli agenti hanno provveduto poi a restituire il veicolo al proprietario. Ora il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. C'è in linea per noi l'ispettore Paolo Gurtner, che saluto e a cui appunto cedo la linea per le consuete comunicazioni riguardo al traffico e alla viabilità. Buongiorno dei Bosazzi, buongiorno a tutti quanti. Il traffico attualmente è abbastanza tranquillo, ovviamente nelle prime ore della giornata c'è stato qualche rallentamento a Bivia d'Acca per la chiusura della galleria Carso in direzione Trieste. Ricordo sempre la chiusura delle rampe d'accesso a Campi Elisi e Fiamme Gialle per le asfaltature della grande viabilità, e solitamente negli orari dalle 17 alle 18 si intensifica il traffico in direzione PAM, per capirsi, via San Marco, anche perché finiscono tutte le attività terziarie intorno. Questa mattina giuramento degli allievi agenti di pubblica sicurezza San Giovanni, c'era un po' di confusione vista la grossa affluenza di parenti e via dicendo. Ricordo solamente così a titolo informativo che al 21 inizia il Trisca, ci sarà l'ordinanza che dovrebbe essere come ogni anno con le chiusure in marchesetti, per capirsi, divieti e via dicendo, quindi attenzione ai prossimi giorni chi abita in zona alle modifiche della viabilità quando inizia il Festival Celtico. Altre cose direi che per oggi non ce ne sono. Grazie ispettore, buona giornata e buon lavoro. Altrettanto saluti a tutti.
La 25esima edizione di Shorts International è stata presentata oggi alla Casa del Cinema. 117 le opere che saranno presentate dal 28 di giugno al 6 di luglio. L'edizione 2024 di Shorts International Film prenderà il via il 28 giugno per chiudersi 9 giorni dopo il 6 luglio. 7 le sezioni in cui saranno distribuite le 117 opere presentate. Maremetraggio, 45 corti provenienti da 43 paesi, Shorts Express, Italia in Shorts, Shorter Kids and Teens, i selezionatori hanno fra gli 8 e i 15 anni per questa sezione, Shorts Immersive, Shorts Comic Marathon e il focus sul cinema turco, cui vanno ad aggiungersi 5 opere selezionate dalla European Film Academy. Come sempre però, Shorts non si limita ad essere una vetrina, ancorché ricchissima di corti, premi, masterclass e proiezioni testimonieranno anche il lavoro del cinema italiano attraverso alcuni suoi protagonisti. Il premio Cinema dell'Anima andrà all'animatore Simone Massi, Cinema del Presente a Damiano e Fabio Di Innocenzo, il premio Prospettiva a Carlotta Gamba, interpreti del presente Isabella Aragonese e Michele Riondino. Michele Riondino che è diventato regista con Palazzina Laffa, che ha già fatto 3 Davide Donatello, e vi assicuro, non ve lo potrei dire, che tra qualche giorno riceverà anche dei nastri d'argento. Ritorna la sezione Campolungo che guarda il crescente percorso di Laura Samani fra cortometraggi e film. Regista triestina, Piccolo Corpo, grandissimo film 3 anni fa a Cannes, poi ha vinto dei premi, e i suoi 2 corti. Si salta dal corto al lungo, che vuol dire? Quindi tutto un percorso creativo che Laura Samani, autrice fra le più importanti delle nostre più giovani, racconterà. La manifestazione, fra l'altro, conferma un appuntamento molto sentito, destinato, par di capire, a rinnovarsi di anno in anno. L'immancabile Esterno Giorno, la passeggiata cinematografica guidata dalla critica Elisa Grando, che martedì 2 luglio dalle 17:30 attraverserà il centro cittadino per scoprire come Trieste al cinema possa trasformarsi in una città da fumetto, nella cornice perfetta per un mystery o un noir, in una metropoli contemporanea e persino nella New York degli anni 50. 3 i luoghi dove quest'anno agirà Shorts International, il Giardino Pubblico, la Sala Xenia e il Teatro Miela. A fianco degli organizzatori, fra gli altri, la Regione, il Comune, la Fondazione CR Trieste ed altre realtà del territorio, nonché la piattaforma My Movies che ospiterà dal 29 giugno al 7 luglio 65 fra i corti presentati a Trieste. Ed oggi nella sede della Fondazione CR Trieste è stata presentata la 16ª edizione del progetto di socializzazione anziani che si protrarrà fino al febbraio del 2025. Un progetto che arricchisce i fruitori, ma anche chi lo realizza. Si tratta del progetto di socializzazione anziani che dallo scorso anno ha ripreso la sua articolazione completa dopo lo stop dovuto al Covid e che prevede un ricchissimo programma di iniziative ricreative e di intrattenimento rivolte agli ospiti delle case di riposo di Trieste, ideate dalla Fondazione CR Trieste. Sono 100 spettacoli, 20 concerti, ma soprattutto sono 200 persone che entrano dentro queste residenze ad animarle con la loro arte, con la loro capacità di bellezza, ma anche con la loro gratitudine per fare musica o fare spettacolo, che è dentro la loro passione, e vengono ricambiati in una reciprocità che solo dentro un rapporto umano può accadere. Questa è la grandezza di questa iniziativa. Grazie alla consolidata collaborazione con l'Armonia andranno in scena ben 100 spettacoli in 20 residenze cittadine. Una gioia che ritorna perché vedi e senti le emozioni di queste persone e scateni probabilmente delle memorie con delle canzoni, con delle scenette che noi portiamo appunto in questi 100 appuntamenti che facciamo nell'arco di 10 mesi. Ed è veramente una soddisfazione ed è un'emozione anche per noi. Portare il nostro teatro in dialetto, la musica, le canzoni del cuore, le canzoni triestine o quelle del passato, tutte legate da un tema che può essere il giro turistico, possono essere le donne o può essere l'ambientazione al Pedocin, e danno veramente uno scambio di emozioni. Gli studenti dei conservatori Giuseppe Tartini e Glas Benamatis di Trieste faranno vivere agli ospiti momenti di vera emozione collettiva con i loro concerti. Oltre a esprimere i loro valori, le loro emozioni, ricevono una grande emozione
nel suonare davanti agli anziani e danno la possibilità a loro di gioire dei momenti che altrimenti per loro sarebbe difficile da avere nelle sale da concerto. I nostri ragazzi, oltre al fatto di esibirsi in pubblico, imparano, diventano subito grandi, è un'iniziativa dal punto di vista sociale estremamente importante per loro. Al ricco programma si aggiungono anche le trasmissioni di Tele4 strutturate ad hoc per gli ospiti delle residenze cittadine. Bilancio inutile di 3 milioni di euro per la SIOT nel 2023. L'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio d'esercizio dell'azienda che durante lo scorso anno ha visto sbarcare 36 milioni e 700 mila tonnellate di greggio al terminal marino. Vediamo il servizio di Bernardo Gulotta. Un utile di 3 milioni di euro, 36,7 milioni di tonnellate di greggio sbarcato nel 2023 dalle 395 petroliere che hanno attraccato al terminale marino. Sono i dati principali del bilancio 2023 della SIOT, Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino, approvato dall'Assemblea dei Soci. La SIOT gestisce la parte italiana degli oltre 750 chilometri dell'infrastruttura energetica che partendo da Trieste attraversa il Friuli Venezia Giulia e l'Austria fino in Germania. Un ruolo strategico nelle reti di approvvigionamento di materie prime per Austria, Germania e Repubblica Ceca. Un altro bilancio positivo per la SIOT, e per noi bilancio positivo vuol dire aver trasportato il greggio che serviva alle raffinerie che sono collegate, averlo fatto in sicurezza, aver dato la possibilità di lavorare a centinaia di persone direttamente o indirettamente attraverso la nostra infrastruttura. Per noi bilancio positivo significa aver potuto effettuare anche oltre 20 milioni di investimenti per mantenere in integrità l'infrastruttura stessa. I consumi petroliferi nei paesi serviti dall'oleodotto transalpino nel 2023 sono risultati sostanzialmente stabili, ma i primi 5 mesi del 2024 hanno evidenziato un incremento del 13,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, riguardo ai quantitativi di greggio trasportati. Noi siamo contenti che ci siano queste infrastrutture che non sono solo le strade, no? L'oleodotto per cui siamo qui oggi è un esempio, è un segno, è una condizione di stabilità e di mantenimento dei traffici, proprio perché ci sono delle infrastrutture importanti che non possono essere abbandonate. Quindi ecco, l'oleodotto sta andando bene e noi siamo molto contenti. E anche la ferrovia è un'ancora di traffico, perché quando le compagnie e tutti gli operatori costruiscono una logistica ferroviaria che radica il traffico, non si cambia con uno schioccare di dita, e questo è un grosso vantaggio e dimostra quanto sia vincente investire sulla catena logistica integrata. Il 2023 ha fatto segnare 0 infortuni sul lavoro, a conferma delle efficaci misure di sicurezza adottate, e l'organico è salito a 130 persone, 2 in più rispetto al 2022, 5 dirigenti, 29 quadri, 77 impiegati e 19 operai. Ci fermiamo alla pubblicità, poi torniamo con altri servizi. Rientriamo in studio, primo giorno, prima prova per l'esame di maturità, tema di italiano, Ungaretti, Pirandello, Levi, Montalcini fra gli autori proposti agli studenti. La traccia più gettonata, almeno fra quelli che abbiamo intervistato, è stata quella di attualità, profili, selfie e blog. Sentiamo allora, le ha raccolte Gianluca Paladin, le reazioni degli studenti triestini che hanno affrontato questa prima prova. Conclusa la prima prova, sì. Allora come è andata innanzitutto? Allora, è andata bene, tracce un po' così. Pensavo uscisse l'intelligenza artificiale, che è un tema attuale, invece no, sono usciti una cosa sui diari, una cosa sul mondo che è imperfetto, però è andata molto bene, speriamo, cioè questa è la mia impressione. Bene, un po' difficile. Che hai scelto? È una cosa sul diario, tipo come veniva utilizzato prima. Ti aspettavi queste tracce oppure no? Io mi aspettavo più cose tipo sulla guerra, di attualità, tipo. Come è andato l'esame? Soddisfatto delle tracce? Sì, assolutamente soddisfatto. È realtà anche relativamente semplice. Alla fine, sapendo un minimo Luigi Pirandello, per quelle due cose rispondi. Ho scelto la C2, tema di attualità. Bene, direi, sì.
Avete usato quasi tutte le ore a vostra disposizione, ma siete usciti un po' prima, insomma, quando avete finito? Sì, 3 ore, basta, il primo della classe. È soltanto la prima prova, quindi era abbastanza semplice, ma era italiano, quindi le altre sono più il problema. Quindi sei più in tensione magari per affrontare i prossimi... Sì, gli altri sì, sono il problema maggiore secondo me. Questo qua era il più semplice. Chi hai scelto? Quello di Pirandello. Sì, Luigi Pirandello ha scelto una prova in cui bisognava parlare un po' di quello che sapevi e elaborare una delle poesie che ha fatto, penso. Sì. Come è andato l'esame e la prova di oggi? La prima prova un po' difficile, ma ce l'ho fatta, spero che domani sia facile. E allora in bocca al lupo per le prossime. Grazie. Contento per questa prima prova? Sì, ho gestito, penso bene il tempo, sono contento. Sì. Spero bene, spero bene. Ti aspettavi le tracce che sono uscite? No, Okay. no, onestamente no. E quindi quale hai scelto? Ho scelto una traccia che parlava del diario, c'è la differenza diciamo nella parte moderna e antica, come veniva diciamo utilizzato il diario e ho scelto diciamo quello. Ospiterà parcheggi e box auto, grazie all'iniziativa di un privato, l'area da tempo in stato di abbandono in via dell'Agro. Lo ha stabilito ieri la 5ª circoscrizione, ponendo, si spera, fine ad una situazione di degrado allucinante. Nuovo passo in avanti verso la soluzione del degrado di Via dell'Agro, la piccola strada vicino a Viale D'Annunzio, dove la dismissione di un'officina negli anni aveva lasciato una serie di ruderi in stato di completo abbandono, preda di sporcizie e ratti. Il Comune a inizio anno ha venduto una particella catastale a un privato che, rilevando anche quelle adiacenti, si sta occupando della riqualificazione dell'area. Ieri sera la 5ª circoscrizione ha votato all'unanimità la futura destinazione dell'area, che sarà quella di ospitare box e parcheggi, come ci ha raccontato il consigliere di Idea Giuliana Giorgio Cecco. Sì, finalmente il famoso Ruder, ormai da decenni in condizioni, un'area veramente degradata, è passato proprio ieri sera in circoscrizione il progetto di sistemazione dell'area per fare comunque parcheggi e box, sicuramente interessante, è passato ovviamente all'unanimità perché comunque si riqualifica un'area, poi c'è un problema di parcheggi non indifferente in zona, per cui benissimo così, finalmente riusciamo a risolvere questo problema. È un intervento privato, ma comunque a questo punto ci sta. Le mucillagini hanno fatto nuovamente la loro comparsa nel Golfo di Trieste, a rivelarlo l'ARPA, che sta monitorando il fenomeno dovuto con tutta probabilità alle abbondanti piogge dell'ultimo periodo. La massa giallognola e maleodorante che molti hanno notato in questi giorni in mare, con segnalazioni da Grignano a Muggia passando per le rive triestine, è in effetti mucillagine. Lo ha certificato l'ARPA del Friuli Venezia Giulia, che ieri ha rilevato al largo di Miramare, durante le consuete attività di monitoraggio, la presenza di mucillagine superficiale. L'osservazione al microscopio ottico di alcuni campioni d'acqua marina e muco ha permesso di rilevare la presenza notevole del dinoflagellato Goniaulaux fragilis. Si tratta di una microalga nota per la sua capacità di produrre muco, normale componente del popolamento locale. L'ARPA tiene a precisare che non è un organismo produttore di tossine e pertanto è del tutto innocuo per la salute umana e per gli altri organismi marini. L'ARPA ogni giorno fa questo monitoraggio, quindi assicuriamo tutti, l'unico ente deputato ARPA certifica che non ci sono problemi. Certo, immergersi con le mucillagini non è il massimo, però è un fenomeno naturale che è dovuto appunto al clima e al fatto delle importanti piogge hanno fatto sì che i fiumi portassero a mare nutrienti e hanno scatenato un effetto a catena, prima in Croazia e Slovenia e poi da noi sulle coste della nostra regione. Problemi zero, se non che, ripeto, fare un'immersione nelle mucillagini non è il massimo, però non è che interessa tutta la costa in maniera estesa come succedeva spesso qualche anno fa, qualche decennio fa. È circoscritto in alcune zone, bellissimo da vedere, ma è un fenomeno naturale, lo ripeto. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori controlli per seguire l'andamento del fenomeno. Confcommercio rilancia l'iniziativa a favore dei locali storici. È stato tratto il bilancio della prima parte del progetto, ne sono state gettate le basi per il secondo tempo.
Il progetto Locali Storici di Confcommercio, supportato dalla Regione, dal Comune e dalla Fondazione CR Trieste, ha preso il via nel 2022 ed ha visto in primis il censimento delle aziende interessate e una ricostruzione dei loro trascorsi, grazie alla collaborazione dei titolari, nonché la realizzazione di una mappa che accompagna ospiti e triestini nel percorso di scoperta dei 44 siti di interesse. Noi abbiamo stampato a suo tempo 5.000 piantine con indicazioni dei locali, negozi, farmacie storiche, con tutta la piantina delle vie per andare. È stata andata a ruba, infatti quest'anno ne stamperemo più del doppio. Il turista che arriva in questa città, che la vede già una città particolare, mitteleuropea, con questi palazzi, ha voglia di andare a mangiare, a bere o a vedere questi negozi. Questo pomeriggio, nel corso di un incontro, è stato fatto il punto su quanto realizzato. Ora il progetto è pronto per una seconda fase. Si sta ad esempio valutando la creazione di un nuovo logo, l'aggiornamento e la ristampa bilingue della mappa in inglese e tedesco e la definizione di un QR code da distribuire a tutte le aziende aderenti all'iniziativa, grazie al quale si potrà accedere ad ulteriori materiali. Nelle intenzioni di Confcommercio e del Comune non è secondaria l'idea di salvaguardare quel commercio di prossimità, spesso vittima di un progresso che tale forse non è neppure sulla carta. Forse più degli altri i locali storici subiscono un po' quello che è il cambiamento dell'utenza, anche in considerazione dei prodotti o comunque delle loro caratteristiche, ma ovviamente questo è anche un punto di forza. Io credo che i locali storici costituiscano un punto di riferimento molto spesso per tutta la comunità locale e tra l'altro con tutta una serie di progetti da realizzarsi in collaborazione tra Comune e Confcommercio, possiamo fare in modo che questa rete di locali storici sia un beneficio anche per tutti gli altri esercizi commerciali e esercizi pubblici. È tutto, vi ricordo l'appuntamento delle 18 con Trieste in diretta, 19:30 il telegiornale. Più tardi, buon pomeriggio.